Eder. Mac. Pallister. Il caso Garlasco non smette mai di stupire. Ogni volta che si pensa di aver esaurito l'assurdità degli eventi, sbuca fuori una telefonata in più, una chiamata anonima, un cellulare dimenticato in un cassetto, una gemella col tutore che si alza per dire smettila di urlare e un investigatore che cerca il DNA pure sui sassi. Partiamo dal dato più esilarante, si fa per dire, ma anche inquietante. 51. 51. Sì. È il numero di chiamate, squilli e messaggi registrati sul cellulare di Stefania K tra mezzanotte e le 13 del 13 agosto 2007, ovvero il giorno in cui Chiara Poggi viene massacrata nella villetta di famiglia. Sembra il traffico di una centralinista di pronto intervento durante un terremoto, ma invece è solo una ragazza che in teoria era a casa tranquilla con la sorella Paola, quella col tutore alla gamba, e la madre, Rosa Maria Poggi. Tra le 11 e le 11:20, poi, si verifica un episodio che meriterebbe una scena a parte in una fiction Rai. Il numero intestato alla madre chiama la figlia che è in casa con lei. Magari stavano testando il campo telefonico in salotto, chi può dirlo. Più tardi Rosa Maria dichiarerà di non aver fatto quella chiamata, ma a farla è stato il suo cellulare e il dubbio si insinua. Qualcuno stava cercando di coprire qualcosa? O magari solo una tasca troppo stretta ha fatto partire un dial automatico? Nel frattempo, in un'altra parte della galassia chiamata Garlasco, Paola K, distesa col tutore, riferisce di essersi alzata solo 2 volte quella mattina, una per dire alla sorella che stava facendo troppo casino al telefono e un'altra per lamentarsi del volume della TV. Uno potrebbe dire routine domestica tranquilla. Ma se consideriamo che la mattina in questione è quella in cui viene uccisa una ragazza che Paola conosce bene, forse il tempismo delle lamentele lascia un po' il tempo che trova. Passiamo al telefono di Chiara. Quella mattina riceve 7 chiamate. 3 da Alberto Stasi, il fidanzato modello col pedigree da bocconiano. Ma attenzione, lui dirà di averla chiamata solo 2 volte. Piccolo dettaglio, i tabulati parlano chiaro e oltre alle sue chiamate ce ne sono altre 4 da numeri anonimi. Ops. Stasi, nel tentativo disperato di uscirne pulito, dichiara che gli squillini erano innocenti tentativi di contatto. Peccato che il suo telefono fisso fosse impostato su un numero riservato e quindi quelle chiamate anonime risultano compatibili con il suo telefono di casa. Ma certo, sarà stato un caso. O magari ha un gemello malvagio che si diverte a fare scherzi telefonici nel momento esatto in cui viene uccisa la sua ragazza. E qui si apre il grande giallo del secondo cellulare. Perché sì, ad un certo punto qualcuno si domanda: e se Chiara avesse un secondo telefono? Di quelli segreti alla 007, nascosti in un cassetto con le lettere d'amore. Salta fuori un vecchio Samsung con una scheda TIM, un cellulare che, stando a quanto si scopre, era ormai fuori uso. Sostituito da un Nokia. Insomma, niente intrighi spionistici, ma solo la cronaca di un cambio operatore fallito. Però l'idea che Chiara potesse avere un secondo telefono alimenta comunque teorie tra il cospirazionista e il paranoico. In ogni caso, nessun traffico telefonico su quel cellulare nelle ore cruciali. Poi c'è lui, Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi, nonché protagonista del revival investigativo del 2016. Il suo DNA finisce sotto le unghie di Chiara. Apriti cielo. Ma l'analisi viene fatta anni dopo, su un campione deteriorato, e non si capisce mai fino in fondo se quella traccia sia davvero sua o solo compatibile. Fatto sta che Sempio, nei giorni precedenti il delitto, chiama per 3 volte il numero fisso della casa dei Poggi. 2 di queste dopo che i genitori di Chiara erano partiti per le vacanze. Lui dice che cercava Marco. Le chiamate durano pochi secondi. L'ipotesi è che Chiara abbia risposto e gli abbia detto che Marco non c'era. Altra ipotesi, mai confermata, è che ci fosse un contatto più frequente tra i due. Ma questa pista non verrà mai approfondita seriamente. D'altronde, Sempio non era neppure mai stato indagato. Il suo nome è uscito fuori solo quando la difesa di Stasi ha cercato, invano, un capro espiatorio alternativo. In un momento di ispirazione investigativa, salta fuori perfino l'ipotesi del sicario. Sì, un killer professionista, ingaggiato da chissà chi, che entra in una villetta alle 9:30 del mattino di Ferragosto, uccide Chiara con precisione chirurgica e se ne va lasciando indietro nulla. Ma l'ipotesi del sicario non convince nemmeno il barista del paese, figuriamoci i giudici. E comunque, per quanto gli investigatori abbiano cercato, non risulta nessun killer a pagamento in zona Lomellina
né mandanti né moventi. Nel frattempo, mentre il processo si trascina tra perizie e controperizie, show televisivi e infinite paginate di giornale, si parla anche di estendere i test del DNA ai tecnici che hanno analizzato i reperti per escludere contaminazioni. Perché, come diceva qualcuno, qui ci manca solo che ci sia il DNA di Topolino sulla scena del crimine. Alla fine, dopo 9 anni di processi, revisioni, appelli e contrappelli, Alberto Stasi viene condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Non per un solo indizio schiacciante, ma per una miriade di dettagli contraddittori, buchi neri, testimonianze incerte, incongruenze temporali, tracce mai chiarite. È il trionfo della prova indiziaria, che tanti appelli e critiche si porterà dietro. Ma nonostante la sentenza, il caso Garlasco resta ancora oggi una delle pagine più ambigue, disturbanti e clamorosamente mal gestite della cronaca italiana, dove ognuno ha una verità in tasca, ma nessuno ha mai spiegato davvero, con certezza assoluta, cosa è successo tra le 9 e le 11:30 del 13 agosto 2007 in quella casa di Via Pascoli, e come ci sia finita Chiara, riversa sulle scale, con il suo ultimo respiro rimasto senza risposta. Venice Art Night 2025. Mostra fotografica evento multidisciplinare, inaugurazione 21 giugno 2025. Luogo Studio Inchiostro Stesse in Fondamenta dei Felsi, Venezia. L'Atelier Studio Inchiostro 6300 di Venezia ospita la mostra fotografica Sacrifice. Il volto di Kali, un progetto di Federica Palmarin che esplora il sacrificio come rito di passaggio, offrendo uno sguardo profondo sul culto della dea Kali, divinità hindu della distruzione, della rinascita e della potenza femminile. Tra le opere, la collezione permanente dell'artista Alvise Guadagnino, che si distingue per atmosfere sospese e visioni simboliche che evocano l'onirico. Le sue opere fondono realtà e sogno, aprendo a scenari misteriosi e poetici. La mostra si apre anche a suggestioni archetipe, con riferimenti ai riti dionisiaci, in cui la perdita di controllo e l'estasi collettiva generano rottura e rigenerazione. A rendere ancora più immersiva l'esperienza sarà il live della band The Worst Machine, trio esordiente che predilige l'organicità e i suoni puri, muovendosi tra le strutture ossessive del krautrock e le tensioni emotive della new wave. Il loro è un rituale sonoro fatto di bassi suadenti, chitarre crude e ritmi decisi, che includono ballad e momenti di delicata intensità. Durante la serata, la sottattrice del mistero Xena Zupanic, l'urlatrice Kavol, darà corpo a un rituale performativo. Tra echi dionisiaci e gesti sacrificali, la sua azione esplora la soglia tra perdita e trasformazione, tra furia creativa e silenzio rigenerante, con una pratica corporea che indaga il confine tra Eros e Thanatos, tra offerta e possessione. Sacrificio. Il volto di Kali è un'esperienza sensoriale e spirituale che invita il pubblico a confrontarsi con le forze profonde del mito, del rito e della contemporaneità. Ingresso libero. Nel pomeriggio del 3 giugno 2025, Gravina in Puglia è stata teatro di un grave episodio di violenza. Un uomo è stato accoltellato durante una lite, riportando una ferita al torace che ha causato la perforazione di un polmone. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverata in condizioni gravi. Secondo le prime ricostruzioni, durante l'alterco sarebbe rimasta ferita anche una donna, sebbene le sue condizioni non siano state dettagliatamente riportate. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno arrestato un individuo con l'accusa di tentato omicidio. Al momento le autorità stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire la dinamica dei fatti e il movente dell'aggressione. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nella regione, dove si sono verificati altri episodi di violenza negli ultimi mesi. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza dei cittadini. Lili mi aveva detto che conosceva questa persona che forse, io penso, avevano anche forse una storia, diciamo 40 anni fa, legittimo, non ho mai fatto questioni o cose. Praticamente frequentavo questa persona da settembre dell'altro anno, del 2020. Claudio, mi pare sì, che si chiami così. Io comunque non sono stato messo al corrente della cosa. So che frequentava anche
amici di lavoro, anche che vivono in casa, che magari hanno una certa età, andava a trovarli, gli portava un qualcosa così, no? Torte, sì, pezzi di torta, e lei era molto brava a fare dolci, questo qua. Mi dispiace che sto parlando al passato, sì. Ma dentro di me io penso che sia ancora viva Liliana. E la cosa mi spaventa, mi ha spaventato, perché di non essere stato informato. Ognuno è libero di fare quello che vuole, però è una frequentazione importante. Questo signore tira fuori delle cose che Liliana era stufa di me, che voleva lasciarmi. Secondo me, ho detto, lei era terrorizzata da quest'uomo, e perciò quella mattina lì che doveva andare da lui, a un certo punto ha forse trovato un momento di disperazione, di angoscia, e si è chiesta perché vado da questa persona, perché non dico questo al marito, perché lui insiste che devo lasciare il marito. E sono tutte parole che qualcuno gli ha messo in bocca di dire. Liliana non era terrorizzata neanche un minimo, anzi, ed è stata lei a dire: dove vuoi che vada se lascio la mia casa, è mia, sono io che pago tutto. E io in quel momento, e poteva essere ottobre-novembre di quel maledetto anno 21, e le ho detto: beh, guarda qua, la casa è vuota, purtroppo io ero vedovo da quasi un anno, 11 mesi, ho detto, guarda quanto posto c'è un salotto vuoto, la cameretta vuota, la matrimoniale vuota, e in taverna c'è un divano letto dove hanno dormito spesso dei parenti, sono venuti a trovarci, per cui bastava che scegliesse lei il posto dove sistemarsi obiettivamente. Ecco, per cui altro che cioè, quelle sono parole che qualcuno gli ha messo in bocca di dire. Cioè, Sebastiano, starei citando, perché non esiste che Lilli fosse neanche in minimissima parte, ma non terrorizzata, neanche contrariata. Era lei che aveva proposto di lasciare Sebastiano, non io che gliel'ho chiesto, per capirci. Io credo nella verità. La verità verrà fuori. Andrò avanti, lotterò fino a che troverò cosa è successo. Devo scoprire cosa è successo. Sono il marito è l'ultima persona che l'ho visto. Io ho fatto la colazione con lei, ci siamo salutati tra le 8 meno un quarto, così. Dopodiché io sono andato a fare i miei giretti che dovevo fare. Lei mi ha salutato con un bacio. Io le ho fatto così ogni giorno, ogni volta che vado via, lei mi saluta e mi fa così, mi manda un bacio ogni volta. Alla fine, questa qua. Ho finito le cose che dovevo fare, sono andato a farmi un giro con la bicicletta su questi boschi qua sopra per fare delle riprese con la GoPro. Infatti sono qua documentate. Dopodiché sono venuto a casa, ho lasciato la bici fuori, ho mangiato qualcosa e ho visto che ci sono i telefoni. Uno lo usava così per andare sui social, così, un altro per telefono, perché nessuno lo chiamava mai su quel telefono là. Ho pensato, avrà dimenticato come mi succede a me, e dopo alle 10 sono andato giù in questura a fare le segnalazioni. L'indomani sono rimasto qua in casa tutto il giorno, aspettando se ci sono notizie. Ho telefonato, mi hanno detto stiamo vedendo, stava così, stava là, e così è andata avanti. Prima si pensava di un allontanamento volontario così, e dopo è una persona scomparsa, questo è. Non usciva per lasciare Sebastiano, lei probabilmente sarebbe tornata a casa quel giorno e anche il giorno successivo. Noi si doveva partire per fare il primo weekend fra di noi il 17 o il 18 di quel maledetto dicembre. Adesso lui ha avuto 3 anni per studiare bene la parte, il fatto del fatto che Sebastiano può essere considerato
poco credibile in tutto quello che ha detto, si rispecchia esattamente in quello che lui ha fatto quel maledetto 14 dicembre e i giorni successivi. Se ne è fregato altamente di fare una ricerca che sia una in quei giorni di una moglie che era solo che scomparsa. Ha sbandierato che ha un alibi perfetto 3 giorni dopo. Che cavolo ti serve l'alibi perfetto? Tua moglie è appena scomparsa. Lui se ne è fregato di Liliana per almeno un paio di settimane. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.